Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale con il TG Plus Ciclismo. Siamo entrati nel vivo della stagione agonistica, stiamo scaldando i freni, le ruote e quant'altro e abbiamo con noi Giacomo Gazzola, neo direttore di corsa internazionale. All'estero non sono preparati così come siamo preparati noi. Sì, la formazione è grande, nel senso che gli esami comunque da direttore di corsa sono difficili sia per il regionale che l'internazionale o professionistico. Un po' perché pretendono, un po' perché richiedono una figura molto preparata, a discapito anche dei commissari OCI che arrivano dall'estero e tutta la federazione cerca di creare una figura per fare, insomma, per dare quello che è l'immagine del ciclismo italiano al massimo. Voi avete anche tantissima responsabilità, purtroppo in caso di incidenti il direttore di corsa è quello che deve gestire la situazione. Una risposta pronta è il minimo da dare a una gara ciclistica, un'assistenza medica immediata e soprattutto un percorso ben protetto e un percorso che si dedica a quello che è lo Il tipo sport di del gara giorno è d'oggi. lo sport del che diciamo che è diventato un po' Si sono alzate estremo, abbastanza le medie, sì. sì, un po' estremo per certi aspetti. Però ci sono delle corse, cioè il circuito lo puoi anche mettere in sicurezza, le corse in linea è sempre difficile da gestire, le macchine, la gente che si arrabbia, la gente che va in contromano, la gente che esce dagli incroci e non hanno ancora capito che una corsa di biciclette è un cantiere in movimento e quindi dovrebbero fermarsi. Come fate a gestire queste situazioni? Un primo lavoro lo fanno i volontari, che siano anche delle forze dell'ordine, a terra, sugli incroci, su qualsiasi tipo di uscita. Un grosso lavoro lo fanno anche le moto, che hanno l'occhio pronto a qualsiasi intervento. E noi come direttori di corsa coordiniamo le figure. Una corsa in linea, certo, è molto più difficile, ci vuole molto più gente a piedi e, e molte più moto. In circuito potrebbe diventare un po' più semplice, ma dipende sempre dal circuito. Sì, poi abbiamo visto anche purtroppo il caso di Vittorio Veneto, ad esempio la corsa femminile, sempre stato in sicurezza, il caso su 1 milione purtroppo succede. E quello si poteva prevedere, come no, il circuito era tanti anni che si faceva e lì appunto c'è un processo in corso, quindi vedranno Quindi di chi sia la sì, sì, responsabilità infatti, però insomma dovete sempre stare attenti e avere miliardi di occhi. e prevenire qualsiasi tipo di rischio. Ma allora c'è la famosa riunione tecnica dove partecipano i direttori sportivi, i giudici di gara, il direttore di corsa, che però diciamo diventa non una festa, ma insomma una chiacchierata fra amici, purtroppo a discapito della sicurezza, anche perché i corridori stessi dovrebbero conoscere il percorso. Perché non c'è un po' più di serietà sotto questo punto di vista? Ne discutevamo appunto all'ultimo corso, quello internazionale, c'è, se non sbaglio, l'articolo 78 delle norme attuative 77, che obbliga i direttori sportivi a trasmettere le informazioni di riunione tecnica e per i corridori a Conosce? appunto conoscere il percorso e rendersi conto che non solo di quello che è il rifornimento, che chilometro, piuttosto quanti chilometri mancano d'arrivo, ma di eventuali punti critici, può essere una discesa, può essere una curva, può essere vari fattori. Ci vorrebbe un po' più, secondo me, di coscienza, in Da parte primis dei dagli corridori, atleti. in primis perché gli atleti 50 anni fa, 100 anni fa come adesso sono prendi testa bassa e pedala. Veramente c'è bisogno di ragazzi giovani come te che si avvicinino al ciclismo minore, ma anche al grande ciclismo, giovani appassionati con grande esperienza, quindi ti facciamo i complimenti per il tuo percorso da direttore di corsa internazionale, quindi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.